Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Incidente ferroviario questo pomeriggio a Gizzeria, un giovane è stato travolto e ucciso da un treno in corsa a pochi metri dalla stazione, disagi per i viaggiatori. Il ministro Grillo prolunga il commissariamento della sanità calabrese, la situazione è grave, non sono stati fatti passi in avanti, il governo pensa alla sostituzione di Scura. Negli ospedali calabresi mancano anestesisti, radiologi, pediatri, infermieri, ma nel decreto assunzioni si privilegiano gli amministrativi. È emergenza sicurezza nei pronto soccorso a Crotone, picchiato un anestesista dai familiari di un giovane deceduto nel nosocomio della città pitagorica dopo che il sanitario aveva comunicato l'avvenuta morte del congiunto. La magistratura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per violazione della privacy dopo la denuncia presentata dai due amanti scoperti a fare sesso al Parco Robinson di Rende. Dopo la complessa operazione di ristrutturazione, il Teatro di Palmi doveva tornare nelle disponibilità dei cittadini, ma intoppi burocratici e lavori lenti ne ritardano la consegna. Beni mobili e immobili per un valore di oltre 1 milione sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro a Salvatore Pititto, condannato a 20 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. Le grotte di San Paolo a Morano Calabro, un'opportunità turistica non sfruttata, un gruppo di speleologi l'ha esplorata per noi. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, in apertura lo avete sentito, la tragedia di Gizzeria, un trentenne è stato travolto e ucciso da un treno sui binari a pochi metri dalla stazione, vediamo. L'incidente a pochi metri dalla stazione di Gizzeria nel Catanzarese, siamo sulla linea tirrenica calabrese, un trentenne è stato travolto e ucciso dal treno in corsa nel primo pomeriggio di oggi. Pochi secondi e la vita del giovane si è spenta, inutili i soccorsi del 118 tempestivamente arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia di Stato, il convoglio fermo sui binari, sul posto anche gli uomini delle Ferrovie dello Stato, come sempre accade in questi casi l'attesa del magistrato per i rilievi, probabilmente si procederà con l'autopsia, le cause dell'incidente al vaglio degli inquirenti. Al momento però l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, disagi per i viaggiatori a bordo del treno e per il traffico ferroviario che è rimasto fermo per alcune ore. Apriamo l'ampia pagina dedicata alla sanità. Il ministro della salute Giulia Grillo, come tra l'altro anticipato ieri nei nostri TG, boccia l'operato del commissario Scura, ma dice la Calabria non può uscire dal commissariamento, la situazione è troppo grave. Vediamo. Chi è entrato in un ospedale calabrese ha toccato con mano, anzi vissuto sulla propria pelle, i disagi di una sanità in emergenza, personale ridotto al lumicino e servizi che mancano. I tagli, gli interventi ragionieristici degli scorsi anni in un settore strategico hanno avuto l'effetto di spingere i pazienti verso le strutture del nord. Altro che risparmio, i viaggi della speranza costano davvero molto. Va ricordato che nel solo 2017 la Calabria ha speso ben 319 milioni di euro. Le criticità sono troppe, ad evidenziarle il ministro della sanità Giulia Grillo, che ieri in Senato, rispondendo all'interrogazione di Marco Siclari, ha detto, come anticipato nei nostri TG della sera, che non ci sono le condizioni per uscire dal commissariamento. Sulla situazione calabrese mi sembra che è sotto gli occhi di tutti che ci siano dei problemi, forse anche dire poco. Ora, come ho già detto, sarebbe interessante riuscire a pubblicare, rendere visibili a tutti, perlomeno per le parti salienti, i verbali dei tavoli di monitoraggio, perché da lì già si vede
appunto qual è il riscontro che il Ministero della Salute dà rispetto all'attuazione di tutta una serie di procedure che sono necessarie al miglioramento della gestione sanitaria. Quindi avremmo oggi, se fossero pubblici, avreste già letto tutto quello che non è stato fatto in Calabria in questi anni, che praticamente è tutto. Cioè, riassumendo in una parola, insomma, una gestione che non è stata sicuramente risolutiva, ma al contrario ha affossato una regione che già aveva grandi difficoltà per i suoi problemi. Ho letto della sua richiesta di uscita dal commissariamento, mi permetto di dire che non ha alcun tipo di fondamento. Però la Calabria è commissariata da anni, i risultati non sono quelli attesi, così alla domanda incalzante se vada cambiato il timoniere, il ministro ha risposto così. Stiamo valutando, siamo addirittura d'arrivo sulla definizione appunto di eventuali figure da sostituire o da inserire al posto di quelle attuali. Scura sarà sostituito? Pare di sì. Servirà a cambiare rotta e garantire ai cittadini il diritto alla salute e ai sanitari condizioni di lavoro normali, cioè non in affanno. Si riuscirà a valorizzare le eccellenze che pur ci sono? Vedremo. Ancora per la sanità in Calabria mancano medici, ortopedici, anestesisti, radiologi, pediatri, ma nel decreto sulle assunzioni del commissario Scura si privilegiano gli amministrativi. Vediamo. La sanità calabrese naviga nei debiti. Nel 2017 il comparto ha toccato quota 101 milioni, così come certificato dal Ministero. Hai voglia spingere, difficile estrarre il coniglio dal cilindro. Nonostante la situazione debitoria, si continua però a navigare a vista. Una dimostrazione viene dal decreto a firma del commissario Scura, che autorizza l'immissione di 1.300 unità lavorative. Bene, benissimo se questo progetto tenesse conto delle esigenze dei reparti, in sofferenza un po' in tutti gli ospedali calabresi perché c'è carenza di personale medico e infermieristico, già perché in Calabria mancano specialisti come ortopedici, anestesisti, radiologi, pediatri, medici di pronto soccorso, una situazione che ha determinato la chiusura o l'accorpamento di alcune divisioni. Pensate, nei prossimi 2 anni, solo per fare un esempio, andranno in pensione 50 anestesisti. Ora, logica vorrebbe che le assunzioni fossero indirizzate proprio a coprire questi vuoti, ma spulciando il decreto del commissario ci accorgiamo che non è così. Infatti per le ASP calabresi nel DCA 154 si prevede l'assunzione di 52 dirigenti medici per i servizi territoriali, 106 medici di area ospedaliera, 278 infermieri, 124 OS, 142 amministrativi, 24 tecnici di prevenzione, 38 informatici e 48 manutentori. Solo per l'ASP di Reggio Calabria, pensate, il rapporto è di 70 amministrativi a fronte di 20 medici. Ma allora, quali sono le priorità? Come si possono dare risposte alle esigenze di salute dei cittadini se nei reparti mancano e molto probabilmente continueranno a mancare i medici? Beh, queste sono le anomalie, le stranezze di come viene organizzata la risposta sanitaria in questa nostra regione. Medico aggredito all'ospedale di Crotone, solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio, la solidarietà dell'ordine dei medici che chiede maggiori condizioni di sicurezza sul posto di lavoro per gli operatori sanitari. Vediamo. Aggredito e malmenato, vittima un anestesista dell'ospedale civile San Giovanni di Dio a Crotone. Il medico, secondo quanto si è appreso, aveva comunicato ai parenti la morte del loro congiunto, un 33enne originario di Rosarno. Alla notizia i 4, 2 uomini e 2 donne, si sarebbero scagliati contro il medico che ha avuto la peggio. In un attimo in corsia è stato l'inferno. Nel pestaggio sono rimasti feriti anche 2 infermieri che erano intervenuti in soccorso del medico. Gli agenti della squadra mobile di Crotone, allertati dall'ospedale, hanno sedato la rissa. L'anestesista ha riportato un trauma cranico e addominale, necessario per lui il ricovero. Gli aggressori sono stati denunciati per lesioni in concorso, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio, episodio condannato dall'Ordine dei Medici di Crotone, che in una nota ha chiarito
descritto come il paziente poi deceduto sia arrivato in condizioni critiche in ospedale. Infine l'appello alle istituzioni e alla politica affinché si facciano carico di un problema purtroppo diffuso in Italia. Di questi casi se ne registrano circa 3.000 l'anno e allarme e sicurezza per i sanitari che chiedono di poter lavorare in serenità. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato beni per un valore di oltre 1 milione di euro a Salvatore Pititto, condannato a 20 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. Vediamo. Si dispiegano ancora gli effetti dell'operazione Stammer, culminata nel gennaio del 2017 con l'arresto di 54 persone ritenute affiliate o comunque fiancheggiatori della Cosca Pititto di Mileto, subordinata alla Cosca Maggiore dei Fierei di San Gregorio di Pona, operante nella provincia di Vibo Valentia. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, coordinati dal procuratore della direzione distrettuale antimafia Nicola Gratteri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre 1 milione di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Procura distrettuale. Destinatario della misura è Salvatore Pititto, 48 anni, di Mileto, tra i principali coinvolti nell'operazione Stammer. Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del GICO hanno consentito di ricostruire in capo a Salvatore Pititto un notevole complesso patrimoniale il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Il provvedimento di sequestro ha riguardato una ditta individuale, quote societarie, immobili, un'autovettura e diversi rapporti bancari e finanziari, il tutto per un valore complessivo stimato in oltre 1.100.000 euro. Pititto, per i fatti a lui contestati proprio nell'operazione Stammer, è stato recentemente condannato a 20 anni di reclusione al termine del processo di primo grado svoltosi con il rito abbreviato. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sulla vicenda relativa al filmato diventato virale sui social nel quale si vedono 2 quarantenni cosentini sorpresi a fare sesso nel parco Robinson di Rende. Sarebbero stati 2 amanti a denunciare il fatto come violazione della privacy. I protagonisti infatti sarebbero riconoscibili nelle immagini. Secondo quanto si è appreso, l'autore del video sarebbe stato identificato. Presto potrebbero esserci risvolti nelle indagini. Incidente stradale nella notte a Rombiolo, nel Vibonese. L'auto su cui viaggiavano 4 giovani, per cause ancora in corso d'accertamento, è finita contro un albero. 2 i feriti gravi. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Una piantagione di marijuana con 1227 arbusti è stata scoperta e sequestrata a Candidoni, nella piana di Gioia Tauro, dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria, che hanno arrestato 2 persone in flagranza di reato. La droga sequestrata, per un totale di circa 1 tonnellata, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato 8 milioni di euro. Spaccio di droga in stazione, arrestati dagli agenti della squadra volante a Corigliano Rossano 2 giovani extracomunitari senza fissa dimora. I 2 sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerose dosi di marijuana confezionate e pronte alla vendita e di un bilancino di precisione. A Palmi adesso, dove dopo una complessa opera di ristrutturazione il teatro doveva tornare nelle disponibilità dei cittadini, ma intoppi burocratici ne ritardano la consegna. Vediamo. A Palmi, sul Cineteatro Manfroce, in fase di ultimazione dopo 4 anni di una complessa opera di ristrutturazione, si comincia a capire qualcosa anche sui tempi dell'apertura. La notizia è arrivata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, quando l'assessore ai lavori pubblici Consuelo Nava ha relazionato sulla questione. L'amministrazione comunale aveva inizialmente ipotizzato che la struttura potesse riaprire già nel mese di ottobre, a seguito di un attento esame della documentazione con grande
grande stupore di chi ne ha esaminato i passaggi, sostiene l'assessore, è invece emersa, in maniera del tutto inaspettata, l'assenza del collaudo statico, certificazione della stabilità della struttura per come previsto dalle norme tecniche vigenti in materia. Tale documentazione è essenziale perché una struttura possa essere aperta. Per sopperire a tale mancanza, l'amministrazione comunale è stata costretta a reperire le somme necessarie per tale collaudo al di fuori del finanziamento ricevuto dall'ente per la realizzazione dell'opera. Questa considerevole cifra è stata reperita all'interno del bilancio comunale, sottraendo tuttavia importi ad altri capitoli di spesa. Sono trascorsi così 4 anni dall'avvio dell'intervento di complessa ristrutturazione. Adesso sarà dunque necessario procedere al collaudo statico della struttura con una conseguente ed inevitabile dilazione dei tempi tecnici necessari per la riapertura. E ci sono tanti eventi per quest'estate. Prima di cominciare con questa pagina c'è un evento però che salta: la Lega B, non avendo ottenuto risposte dalla Federcalcio in merito al nominativo della 20ª squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato, ha annullato l'evento per la presentazione dei calendari della stagione 2018-2019 programmato a Cosenza per il 6 agosto. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega, definendo intanto che si giocherà durante le feste natalizie con la pausa del 31 dicembre al 19 gennaio. A Catanzaro adesso per il regista Oliver Stone, ospite della manifestazione del Magna Grecia Film Festival, una star internazionale che lancia l'idea di realizzare una serie TV sulla Calabria. Vediamo. Il celebre regista americano Oliver Stone, ospite d'onore al Magna Grecia Film Festival. Prima la visita al Museo del Rock di Catanzaro, poi una masterclass che ha fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Comunale. La star internazionale, che ha diretto film cult come Platoon, nata il 4 luglio, Natural Born Killers, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato del suo rapporto con la politica. Trovo, ha detto, che ogni cittadino abbia il diritto di esprimere opinioni su qualunque cosa abbia a che fare con gli affari pubblici. Gli antichi greci dopo tutto chiamavano gli uomini che erano solamente privati un idiota, per cui l'origine è ben chiara. Ma Oliver Stone ha parlato anche del suo lavoro e del cambiamento dei tempi con l'avvento dei social e dei telefonini. Io sono andato a scuola di cinema e ci sono voluti anni per raggiungere il successo. Ho cominciato a scrivere prima di dirigere e anche su quello ho dovuto prepararmi a lungo. Ora è molto più facile, puoi prendere un iPhone e dire che sono un regista. Ma Stone ha pensieri importanti anche per la Calabria, che ha visitato in questi giorni prima di ricevere il premio alla carriera nell'ambito del Magna Grecia Film Festival, e il regista lancia anche la proposta di una serie TV sulla Calabria. La mia prima volta qui, mi sono goduto molto questi 4 giorni, mi è piaciuta moltissimo l'acqua, il mare, la gente, sono tutti quanti, non parlo italiano quindi il mio rapporto con loro è limitato, però sono tutti quanti mi danno molto il benvenuto. Capisco che non è conosciuta questa area come altre zone italiane, ma spero che grazie a festival come questo e il lavoro che fa Gianvito la Magna Grecia anche venga conosciuta di più. Ci spostiamo a Morano Calabro per farvi conoscere le grotte di San Paolo, un'opportunità turistica non sfruttata. Vediamo. È una storia che va avanti da ben 31 anni, quella del gruppo Speleo del Pollino Umberto Berardi di Morano Calabro. Tra vette e grotte, tra storia dipinta da densi colori di un tramonto, di bellissimi e sconfinati orizzonti, di storia fatta anche di sudore, di coraggio, di umiltà, di sacrifici serviti a salvare più volte vite umane che si sono trovate in situazioni di pericolo. Storia di volontariato e di sensibilizzazione, tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale. Tutto questo e molto altro il gruppo Speleo del Pollino Umberto Berardi di Morano Calabro, che ha festeggiato il 31esimo anno di vita tra mostre e viaggi tra le viscere della terra, come quella di far conoscere il bellissimo complesso carsico Grotte di San Paolo. Questo è uno dei percorsi, non per presunzione, che è a Morano Calabro, ma uno dei percorsi più belli d'Italia. È una cavità
con delle caratteristiche molto particolari che racchiude all'interno delle congrezioni che erano sconosciute al mondo speleologico finché non sono usciti fuori da questa cavità. Un itinerario speleologico che riguarda il meraviglioso e caratteristico tratto del ramo del fiume della grotta San Paolo, un itinerario non turistico ma che si classifica di primo livello speleologico a quota 632 metri sul livello del mare, con tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezzo, fatto da speologi professionisti. È la cavità che ci ha fatto nascere come gruppo Speleo. 31 anni fa siamo nati come gruppo positivamente per questa cavità. È un complesso molto articolato dove gli speleologi, come lei mi diceva poc'anzi, sono entrati dentro per fare quantomeno la prima parte della cavità stessa, che è la cavità che è stata denominata ramo del fiume, giacché siamo, diciamo, a monte di dove sono le 2 sorgenti che poi compongono il Coscile, che sarebbe il Porcello e la Foce, che a distanza di circa 600-700 metri che si congiungono diventa fiume Coscile. Qui siamo invece la parte più alta, circa 100 metri più alto come quota di livello rispetto alle 2 sorgenti. Tutto nasce, questo complesso molto articolato, sotto i colli lunghi, diciamo, che sono le montagne sopra di noi. Oggi è possibile visitarla perché la cavità è senza acqua, altrimenti all'interno ci sono milioni di ettolitri di acqua e non si riesce a penetrare. Si potrebbe fare soltanto la parte superiore. A Cosenza ha conferito il premio Alveare di Confapi, riconoscimenti alle aziende nuove storiche che contribuiscono alla crescita del territorio. Vediamo. Nonostante le difficoltà, in Calabria ci sono molti imprenditori che hanno deciso di rimanere, di investire per favorire la crescita e lo sviluppo. Eccellenze calabresi, premiate dalla Confapi, Casa delle piccole e medie imprese, guidata da Francesco Napoli. Al Castello Svevo di Cosenza il conferimento del premio Alveare, che è simbolo dell'associazione a 12 aziende, tra nuove e consolidate, emblema proprio di quella laboriosità con la quale riescono a dare il meglio di sé a favore dello sviluppo del territorio. Ci sono praticamente tutte le province calabresi nel premio Alveare di Confapi edizione 2018 e non solo. Il territorio spesso dimentica di premiare i suoi talenti, ha detto il presidente Francesco Napoli, e quest'anno c'è un valore aggiunto. Si premiano anche imprenditori che calabresi non sono, ma che hanno deciso di investire in Calabria, e penso che questo, ha continuato Napoli, sia un messaggio importante. All'Alveare di Confapi si affiancano poi 2 premi speciali intitolati ad altrettante personalità che hanno lasciato il segno nella storia di Confapi e nella storia della Calabria. Il premio Ninetto Quattrone, imprenditore reggino che guidò la datoriale calabrese negli anni 70, e il premio intitolato a Vito Napoli, deputato della Repubblica per 5 legislature, convinto meridionalista, sempre al fianco dei giovani. A Mendicino tutto è pronto per la nuova edizione di Radicamenti, Festa della Seta 2018, al via il prossimo 27 agosto. Vediamo. Peppe Servillo, Roy Paci, Enzo Vitabile sono solo alcuni degli ospiti di Radicamenti, Festa della Seta 2018, che si terrà a Mendicino dal 27 agosto. Identità, tradizione e cultura popolare sono le parole chiave del festival che anima l'estate del Borgo alle porte di Cosenza. Un'edizione all'insegna ancora una volta della buona musica, delle tradizioni, dei valori, della cultura popolare calabrese. Un'edizione che si svolgerà dal 27 agosto al 1 settembre nel cuore del Borgo di Mendicino, il Borgo della Seta, la nostra è l'antica tradizione, la città della seta, e poi il 2 settembre con il concerto finale al tramonto sulla vetta di Monte Cucuzzo, un concerto che ormai è diventato uno degli appuntamenti più belli che si svolge in Calabria. Un'edizione con tanti artisti importanti, ancora una volta con i corsi di musica e di balli tradizionali, popolari, la musica itinerante nel borgo, tanta enogastronomia anche qui in una chiave
tipica in una chiave tradizionale, un cartellone fatto di grandi artisti di grande rilievo nazionale e non solo, ma anche tanti artisti emergenti calabresi e meridionali. Novità dell'edizione 2018 di Radicamenti è la creazione in sinergia con il Conservatorio di Cosenza dell'Orchestra Calabrese di Musica Popolare. È un'orchestra che nasce in sinergia ovviamente con il Comune di Mendicino, con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza e con Calabria Sona, quindi sono 3 realtà imprenditoriali, amministrazione e un ente di formazione che si mettono insieme e cercano di fare un esperimento, credo che sia abbastanza direi importante per la Regione Calabria. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Si prospetta sulla nostra regione un fine settimana ancora all'insegna di un'accentuata instabilità pomeridiana, causata dal continuo flusso di aree più fresche in quota provenienti dai Balcani, che favorirà la formazione dei temporali di calore nelle aree interne, con sconfinamenti sui settori costieri, che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità. Sabato. Cielo poco nuvoloso ovunque e possibili acquazzoni che potrebbero interessare l'area dello stretto nelle prime ore del giorno. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità di tipo cumuliforme sulle aree montuose, con piogge sparse e temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Su Pollino, Sila, Catena Costiera, Reventino, Serre e Aspromonte, in estensione sulla Valle del Crati, Valle del Savuto, Lametino, area urbana calanzarese, Costa degli Dei, Costa Viola e area dello stretto. Temperature in ulteriore lieve calo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, mari generalmente poco mossi con venti che spireranno al regime di ebbrezza sul Mar Tirreno e deboli di direzione settentrionale sul Mar Ionio. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meti in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.